50 anni fa i POS erano, i lavadori erano indispensabili per poter lavare le biancherie perché le macchine di lavare non erano e andare perdute. Lungo le rogge, i flumi erano praticamente c'era una casa vicina e aveva il suo lavador personale. E fuori invece erano i POS per poter lavare, là che erano le piccole risortive, che come li chiedi io a sta, era un po' che come lo hanno disfatto, dopo il terremoto lo hanno disfatto, ma era veramente un po' che non era mai cenceaghe, era sempre le risorgive che buttava fuori. Anche non stoccava lavarlo perché toccava lavare ogni tanto, che il savone, tutte le porcherie si attaccava ai muri e si sporcava le robe per la lavare. Allora li molava in laghe, li serrava in le risorgive, ben noi venivamo spesseare perché veniva fuori le aghe per parzore, di tante aghe che erano. E io mi ricordo che venivi qui anche a San Florian, che avevi un agne, e venivi a lavare, specie lì in su, e lavava tanto di lavare lì perché erano le aghe che menava via. Erano sempre le aghe limpide, quindi per poter presentare, per poter vedere le biancherie biele, i venivano insomma dai POS. In ogni borgata andavano, quindi tante borgate se sono, sai, troppo scandeo, 22. Erano i lavadori e dopo in poi erano dai piccoli lavadori che le int, magari vicino di casa passava un piccolo riolotto, che in che volte le aghe erano nette, perché non avevano una fogna se ne nie, e facevano una busa e lì avevano a presentare manco le robe piccole di ogni dì, le robe dai frutti, i panolini, tutte quelle robe lì, no? E se avevano invece i granchi lì in su e venivano a lì a San Florian oppure, insomma, là che passava un eroe. Da quel chi di San Florian si veniva a presentare i linsui, perché i linsui erano grandi, chi le aghe andavano tante, erano aghe correnti, e menava via tutto il savone e si stava poco anche a presentare. E da che poi, sì, per ogni dì invece erano chi poccius, piccoli che erano le piccole sborgate. Io non venivo qui perché lo avevano abbastanza grande vicino di chieri a stali, di che risorgiva che avevi detto prima. Però dopo andare anche un biele a Andreucce, andare un a Tombe, a Vonde Grandi, per poter insomma presentare questi linsui. Perché come tu sai dite, in che volte toccava lavare a mano. E te spodines non si arrivava a lavare bene, bon, si lavava perché si metteva le sode, le aghettialde e si savonava, però da stat si lava prima sul porcio a savonare le robe, quando si faceva le liscie con le cinese. Si lava sul porcio a savonare le robe sotte, si le savonava e si le lasciava in savone. E dopo, l'indomani, in tepodine si scaldava l'acqua, si metteva un po' di sode, si dava fuori, queste robe si le lavava bene, si le tosolava e dopo si lava dai posti e dai une resentate e si tornava a savonare. Dopo si veniva a chiesa e si le metteva in una podine di legno, si levava di legno, queste podine, si metteva bene slargiarsi l'insui, tutte le robe e dopo si metteva un pecciotto che era fis che lo chiamavano il coledor per Furlan. E per zordichel si temesava le cinese, però le cinese bisogna tenerle dai panaglos e dai lens che non avevano tannino, perché se no dava io, sì, le robe venivano maglate col tannino. Si le temesava per zore lì, dopo si faceva bolli l'aghe e si buttava dentro queste aghe bolin per zore di robe. Le cinese le avevo, insomma, con le aghe, si le lasciava tutte le notti e l'indomani si veniva a resentare. Dai posti si stava poco, perché sì, se no, anche se per motivi si aveva una fontana con le pompe, in te podine toccava resentare una alla volta, buttava via le aghe, si stava tanto, allora si veniva dai posti anche per stare manco, e veniva anche più immonda, più profumate, perché con le liscie lasciava un buon profumo. E per robe piccole di ogni dì, come quando si aveva frusca erano i panolini di lavare, si lava insomma dai posti più piccoli, che poi donne chiase, per resentare, per lavare, per resentare, per solare. Da stat si leva, come chi dice, si leva savonante i panolini sul porcio, perché erano due buses, una per savonare e una per resentare. Allora chi vicino
delle risorgive alle per presentare, che di sotto alle per savonare le robe. E lì dopo mettuto in savon, se le retial da sta, certe femmine le mettevano i pannolini dai frus maglas, li mettevano in tal sorelli e venivano bianchi. Io invece mi aveva insegnato mia madre, io mettevo in savon, io mettevo in un selot, che in volte erano i selos di latte, non erano i selos di plastiche. Si mettevi dentro i pannolini salì e dopo i savonassi, ben savonassi, facevi i bolli laghi, buttavi giù le aghe bollin, le lasciavi lì un par di ore e i pannolini si venivano biei blanchi perché erano anche le candeggine che si poteva adoperare, però le candeggine si vede che lasciava qualche residuo anche resentando bene e al venivano sul culetto dai frus. Allora, e non si poteva neanche mettere a suà vicino di un stue, che si metteva a suà, che non suava vicino di stue, che non si poteva mettere a suà perché anche il calore dal fuoco faceva male ai frus. Quindi togliava anche, sì, non era in base, ma le femmine di una volta o tocchi di linsù o che roba che altro arrivavano ad ora a tirare fuori un po' di pannolini, perché ogni volta che si ricordava di mangiare, che erano 6-7 volte, togliava anche cambiare, qualche volta anche di più, però erano certe femmine che non avevano neanche pannolini, io non so che facevano, perché era un rebus con i frus, specie quando i mesi invernali, quando o l'autunno venivano anche giornate di ploe, dopo che veniva anche tante nebbie una volta, che come non si leviò così, fisse, perché io mi visi che quando i frutti venivano anche vodis, che le nostre femmine, le nostre nonne, per poter impiare il fuoco, e levano a tirare fuori i scus, perché una volta erano i materassi, erano fatti con i scus de blave. E levano a tirare fuori un po' di fuori di scus per poter impiare il fuoco, chiaro non era. E ok, o se non feng, ma il feng al fumava massa e levano a tirare fuori i scus per poter, insomma, fare fuoco, per poter impiare il fuoco. E togliave, in che volte non era in rubinès, non era l'acquedotto sul seglare, togliava la chioli le aria e fonte, togliava anche per imbeverare le svacchie, insomma era una vita 50 anni fa, un lavoro faticoso era. Però no, come inti erano gli stessi, contenti, anche le giovani, si aveva i nostri giochi, si aveva a fare una passeggiata, insomma si aveva gli stessi divertimenti, erano gli stessi tanto contenti, forse poi che non di come che hanno tutto che vogliono. Sinceramente, in certe robe si torneresti da ora, no in te scomodità che sono come, si torneresti da ora. Vi magari al di manco di comodità, ma sinceramente i torneresti da ora. Io sì, personalmente sì. Certo che le strade riscaldate, tutte le scomodità, le luci impimpiate, si può dire, io no, ma i giovani di voi se vedono un pochino nullate, impin le luci in chiesa, no? Ma anche con le scandelle che vivevano o col Ferrari, e dice la verità, si viveva a vonde bene, ecco. Bastasse che fosse tale che mangiasse sulle tavole. Era un lavatoio abbastanza grande perché aveva due vasche, una per risciacquare e l'altra per insaponare. Allora, vicino dove usciva l'acqua dalla risorgiva si sciacquava e giù in fondo si insaponava. Allora d'estate, quando non faceva freddo, andavamo a insaponare tutti gli indumenti che così venivano più puliti, anche la biancheria veniva più pulita, più in fretta. E dopo si la portava a casa, insaponata, si la lasciava tutta la notte, il giorno dopo se la metteva in una tinozza di legno con l'acqua calda, un po' di soda e li lavavamo. Io mi trovavo bene. Sì, certo d'inverno era freddo, perché d'inverno quando gelava toccava andare con due secchi e uno si metteva la roba a risciacquare, l'altro toccava metterla appena risciacquata perché se la metteva sulla lastra si attaccava e poi per staccarla si la rompeva. E portavamo con noi un pentolino di acqua calda, bollente. Quando avevamo tanto freddo nelle mani, mettevamo le mani dentro. Un formicolio di quelli. E il nostro lavatoio toccava pulirlo, quelle delle rogge no, perché lavando tutti i giorni, passando tutti i giorni, l'acqua non
non era stagna, non sporcava, il sapone andava via, perché più di tutto era il sapone che sporcava. Invece lì dove abitavo io toccava ogni mese, lo vuotavamo e lo lavavamo con un pezzo di vetro, raschiavamo tutti i bordi, tutti i bordi del lavatoio, tutto in giro, perché veniva una cosa spessa lì di verde, di cosa, dopo erano le sanguisughe anche, che era pericoloso. E non avevamo stivali, toccava andare dentro con gli zoccoli. Questo è il lavatoio di Codesio. Voi sapete che Buia è ricchissima di lavatoi. Ogni frazione, ogni borgata di Buia ha i suoi lavatoi. Questo è un lavatoio molto particolare perché? Perché è molto bello in primo luogo, è un lavatoio isolato, quindi sta nel mezzo della campagna ed è un lavatoio che ha molti anni, molti decenni di storia sulle spalle. Provate a sentire come la giudicate quest'acqua, come calda, bollente, fredda, è freddissima. L'acqua si andava più volte al giorno e andavano sempre quasi i bambini. Quando facevamo il bagno più che la doccia, toccava portare l'acqua, scaldarla, metterla nella tinozza e poi uno alla volta ci si lavava. Allora ogni persona si cambiava l'acqua e andavano molti secchi di acqua. Quindi il sabato era tutto un via vai di bambini a prendere acqua alle fontane. L'acqua, ragazzi miei, è la linfa della vita, non solo per l'uomo, per tutto, per la natura, per le bestiole, per tutto quanto. Senza acqua non si vive, senza acqua muore tutto. La natura ci ha data l'acqua e l'uomo la deve sapere usare con parsimonia. Ve lo ripeto ancora, senza acqua non si vive.